Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, celebriamo oggi la festa dei santi martiri innocenti, quei tanti bambini che, anche se ancora non potevano parlare, ma hanno testimoniato Gesù Cristo con la loro vita. E lo facciamo in questa piccola chiesetta, nel santuario di Santa Cristina a Paulatino. E attraverso questa messa vogliamo raggiungere tutte quelle persone che non sono potute partecipare per tanti motivi. E in modo particolare presentiamo al Signore in questa celebrazione tutti gli ammalati, i nostri ammalati. E per essere meno indegni di accostarci a celebrare i santi e divini misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che oggi nei santi innocenti sei stato glorificato non a parole ma con il martirio, concedi anche a noi di esprimere nella vita la fede che professiamo con le labbra. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli miei, questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che noi vi annunciamo. Dio è luce e in Lui non c'è tenebra alcuna. Se diciamo di essere in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, siamo bugiardi
e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto, tanto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo Paraclito presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. E Lui è la vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Se il Signore non fosse stato per noi quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Allora le acque ci avrebbero travolti, un torrente ci avrebbe sommersi, allora ci avrebbero sommersi acque impetuose. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Siamo stati liberati come un passero dal laccio dei cacciatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Chi dona la sua vita risorge nel Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore, ti acclama la candida schiera dei martiri. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva preso con esattezza dai magi. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia. Un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In questa giornata la Chiesa ci fa celebrare la festa dei santi innocenti martiri, quei tanti bambini sotto i 2 anni che Erode fece uccidere, sperando di uccidere il bambino Gesù. Quando Erode si rende conto che i magi si sono presi gioco di lui, ordina quella barbarie, ordina appunto l'uccisione di quei tanti bambini. Perché la mente di un uomo
arriva fino a quel punto, perché pretendeva di essere ciò che non era. Lui era considerato un grande re, era convinto di essere il più grande tra i sovrani e sono certo che si considerava anche una sorta di Dio e sapeva che c'era qualcuno più grande di lui e questo lo spaventava. Ecco perché bisognava eliminarlo. Anche noi, fratelli e sorelle, siamo in un certo senso come Erode. Sì, anche noi troppo spesso vogliamo tentare di eliminare il Signore Gesù dalle nostre vite, perché è scomodo, perché sconvolge i nostri progetti, che spesso sono anche progetti belli, buoni e santi, ma secondo noi, non secondo il pensiero di Dio. Perché magari in quel determinato momento della nostra vita quella determinata cosa non è buona per noi. E allora arriva lui e scombina tutto. Ecco perché vogliamo toglierlo di mezzo dalla nostra vita, anche a scapito di innocenti. Se ci pensiamo, quante mamme, quanti papà continuano oggi la strage degli innocenti. Tantissimi. Sì, fratelli e sorelle, tantissimi, perché per allontanare il progetto di Dio dalla loro vita lo vogliono eliminare, uccidendo il proprio figlio che cresce nel grembo materno. Una creatura che non ha la forza di difendersi, non ha neanche la forza di poter piangere. Si pretende di essere quello che non si è. Si pretende di mettere mano alla propria vita convinti di poter fare il meglio, perché noi sappiamo sempre meglio e di più di quello che sa il buon Dio su ognuno di noi. Chiediamo al Signore di avere uno sguardo del cuore nuovo, che ci aiuti a vederlo presente e operante nella nostra vita. Vederlo come una persona che non vuole impedirci di vivere, ma riconoscerlo come colui che è nato per darci la vita vera e in abbondanza. Oggi siamo in questa chiesetta dedicata a Santa Cristina, che è morta martire. È andata contro il volere di suo padre che voleva che rinnegasse Gesù Cristo. E lei è stata fedele a Gesù, lo ha testimoniato con la sua vita, rinnegando tutto e tutti piuttosto che lasciare da una parte Gesù Cristo. E il Signore Gesù gli ha dato la gloria che ha dato anche ai santi martiri innocenti che oggi celebriamo. Perché troppo spesso, quando c'è la sofferenza, ci sembra che il Signore si sia dimenticato di noi. No, fratelli e sorelle, chi muore con Cristo risorgerà. Allora chiediamo questo sguardo nuovo del cuore, per vivere con Cristo, per assaporare oggi quella gioia che domani godremo in pienezza con Lui. Se oggi lo accogliamo, se oggi lo amiamo, lo custodiamo nel nostro cuore, nella nostra vita, Lui ci custodirà per la vita eterna. E allora quel bambinello che stiamo celebrando nei nostri presepi, che ci fermiamo a pregare nei nostri presepi, trovi veramente un cuore pronto per accoglierlo, un cuore che mette da parte tutto per mettere al centro nostro Signore Gesù Cristo, l'unico che ci ha acquistato la salvezza eterna e che mai ci abbandonerà. Amen.
Fratelli e sorelle carissimi, ancora immersi nella luce e nella gioia del Natale, celebriamo la festa dei Santi Innocenti, posti come un seme di speranza tra i solchi del dolore. Per la loro intercessione presentiamo al Padre le nostre suppliche, dicendo insieme: Padre buono, ascoltaci. Padre, che in Cristo tuo Figlio ci doni il modello di ogni martirio, accogli il seme innocente versato da Abele e da tutti coloro che sono stati immolati per la loro fedeltà a te, e fa che il loro sacrificio sia seme di vita nuova. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Padre, che con la nascita del tuo Figlio nella carne hai consacrato il valore di ogni creatura, illumina quanti custodiscono la vita già nel suo primo sorgere e fa che l'esistenza dell'uomo sia protetta in tutte le sue stagioni. Preghiamo. Padre, che sei la difesa dei deboli e il liberatore degli oppressi, soccorri chi non ha voce, né volto, né nome, e fa che si interrompano rivalità e conflitti, causa di miseria nei popoli. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Padre, che ti riveli allo sguardo limpido dei piccoli, fa che le nuove generazioni siano formate da educatori sapienti e crescano nella luce della fede. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Padre, che riconosci come discepoli del tuo Figlio quanti vivono con rettitudine e purezza di cuore, ispira le nostre azioni e fa che siamo suoi testimoni coraggiosi. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. E presentiamo al Padre, per intercessione della Vergine Maria, tutte quelle preghiere che presentiamo nel nostro cuore, in modo particolare i nostri giovani, perché siano sempre pronti ad accogliere il Signore Gesù, e i nostri malati, i nostri anziani, perché vivano la loro sofferenza in unione con Cristo. Ascolta, o Padre, la preghiera della tua Chiesa, e per la forza del dolore innocente dona giustizia e pace ai nostri giorni, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle mie mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
Accogli, o Signore, i doni dei Tuoi servi fedeli e purifica coloro che celebrano con devozione i Tuoi misteri, fonte di salvezza anche per quelli che ancora non Ti conoscono. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, a rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nel mistero adorabile del Natale, Egli, Verbo invisibile, apparve visibilmente nella nostra carne, per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei secoli, cominciò a esistere nel tempo per reintegrare l'universo nel Tuo disegno, Padre, e ricondurre a Te l'umanità dispersa. Per questo dono della Tua benevolenza, uniti a tutti gli angeli, cantiamo esultanti la Tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto nei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto nei cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura Ti lodi, per mezzo del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il Tuo Spirito i doni che Ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la Tua morte, o Signore, annunciamo la Tua risurrezione nell'attesa della Tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del Tuo Figlio, della Sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo,
Nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo castissimo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Cristina e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Roberto, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati. Corpo e sangue di Cristo uniti in questo calice siano per il cibo di vita eterna. Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che per volontà del Padre con l'opera dello Spirito Santo, morendo e dato la vita al mondo, per il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, liberami da ogni colpa e da ogni male. Fa che sia sempre fedele alla tua legge, non sia mai separato da te. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia si riveli difesa dell'anima e del corpo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. O Padre, concedi con abbondanza la tua salvezza ai fedeli nutriti dei tuoi santi misteri nella festa dei martiri innocenti che,
ancora incapaci di confessare il nome del tuo Figlio, per la sua nascita furono coronati di grazia celeste. Per Cristo nostro Signore. Grazie di essere qua, solo poche parole. Un luogo suggestivo quello che ci ospita, un periodo altrettanto suggestivo quello che stiamo attraversando, anche se poi se lo sguardo che ci porta verso il mondo non ci dà buone notizie, ma è proprio in momenti come questi che forse una situazione come quella che ci raccoglie dentro questa Chiesa ci fa portare fuori i pensieri migliori e magari i migliori auspici per questo anno che tra l'altro sta per arrivare. Grazie a nome dell'Associazione Culturale Luna Lughente a Padre Fabio, a Don Pedro Simon, a tutta la comunità di Paoli Latino, a voi che siete intervenuti e che ci auguriamo siate con noi anche più tardi in questo percorso identitario che questo spazio ospiterà tra persone che ci racconteranno le storie che qui si sono avvicendate e altri che porteranno ovviamente. Il Signore sia con voi. Con l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona serata. Grazie.